è che siamo messi tanto male, guarda, ma proprio tanto, tanto, capisci? La vedo tanto brutta la faccenda. In proposito del Covid, cosa ne pensa lei? Ah, è tutto molto incerto. Che il Covid ci sia, direi che c'è, però è manipolato da gente che sta sopra, che non sono credibili, quindi potrebbero dire cose vere, ma potrebbero dire anche false. Non si può distinguere niente, insomma, e quindi la situazione è la peggiore possibile. E sulla illegittimità dello Stato italiano ai territori veneti e quindi sulla illegittimità di tutte le sue articolazioni, compresa quella giudiziaria. Diciamo che il giudice ha avuto molto fair play, niente da dire. La pratica di ricusazione è stata trasmessa come per legge alla Corte d'Appello di Venezia e l'udienza è stata rinviata alla fine di aprile per vedere cosa deciderà la Corte d'Appello di Venezia. Nella ricusazione abbiamo allegato la richiesta di un parere consultivo richiesto dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto alla Corte internazionale di giustizia, in cui si chiedeva, primo, se è legittima o no l'attività dello Stato italiano su queste terre ed eventualmente, in considerazione anche del carattere politico di questo procedimento, quale sia un organo terzo garantito dalle leggi italiane e internazionali che possa dirimere queste controversie, perché se il punto è quello che vengono portate avanti delle istanze indipendentiste, è un po' difficile ritenere che un giudice di questo Stato possa pronunciarsi in maniera accettabile, per cui sarebbe anche da un certo punto di vista, anche di relazioni internazionali, giusto che lo Stato italiano demandasse, o quantomeno ci fosse una commissione, un ente, qualcosa che abbia la possibilità di garantire agli imputati un giusto processo, come è previsto anche dalla Costituzione italiana. In questo contesto, nell'ambito della ricusazione, io ho anche evidenziato alcuni atteggiamenti fuori norma, per non dire fuori legge, del procedere dello Stato in questo procedimento. E alla fine dire, ops, ci siamo sbagliati, lei non era neanche presente lì. Non so se ci rendiamo conto. Ecco, ho evidenziato questo e poi un'altra cosa in cui purtroppo l'articolazione giudiziaria dello Stato italiano, notate l'espressione per non dire la magistratura, perché si sa che la magistratura è l'unico soggetto che può denunciare anche gli innocenti condannandoli, ecco, gli altri no, se un magistrato denuncia un cittadino perché si è sentito offeso, è come la storia del lupo dell'agnello di Fedro, il lupo la vince sempre. Allora, fatta questa premessa che ci sta sempre bene in Italia purtroppo, va detto questo processo è stato chiamato oggi senza che si sapesse neanche chi è il giudice. Abbiamo appreso questa mattina il nome del giudice che è stato incaricato di questo processo. È la seconda udienza, quella di luglio è stata tenuta da un giudice che non si sapeva chi fosse, è stata rinviata per la storia del virus. Nel frattempo sono variati i giudici che l'hanno presa in carico, senza che il Tribunale di Padova mandasse agli imputati il decreto di citazione indicante il nome del magistrato, come è previsto dalla legge. Allora tu mi processi, a me non mi devi dire davanti a chi devo andare. C'è stato un balletto di giudici. Non ho fotografato, meritava, l'avviso di udienza dove c'era scritto cause di oggi assegnate alla dottoressa X. Già il nome di un precedente giudice, già il nome di un altro precedente giudice. Il primo di tutti era ancora un terzo. Allora, non è un modo di procedere dignitoso di qualunque paese che sia sopra l'equatore, per parlarci proprio brutalmente. È da paese incivile. Mi vuoi processare? Ma almeno dimmi chi mi processa. Ecco. E per cosa loro lo dicono? Per cose che non ho fatto, e ti danno 3 anni di tempo per dimostrare che sei innocente. In 3 anni uno muore. Ecco, o quantomeno si svena, soffre e ha una serie di problemi. E nel caso di specie la volontà evidente di chi accusava era di accusare il numero più vasto di persone
per colpire e disarticolare un movimento politico. E questo, gli ho già detto, è un processo politico e questo giustifica le ricusazioni, perché non c'è la garanzia in sostanza di un processo che sia equo. Quarto giudice che cambia e non sappiamo neanche qual era il primo, l'abbiamo scoperto andando lì. Allora non puoi dire a uno: io ti processo, scoprirai il giorno del processo chi è il giudice e ti do anche un premio se indovini. Cioè non mica il telefortuna un processo. Lì non c'è, lì c'è stata solo un'udienza davanti a un giudice che era una giudichessa, niente da dire, però non era neanche la titolare. Aggiungo anche che ho avuto personalmente, ma non io personalmente, tutti l'hanno avuto, ma tanti, difficoltà a saperlo prima chi era il giudice. Ho dovuto mandare un collega di qua, perché sai, col virus non ti puoi neanche avvicinare al tribunale, per sapere chi era la volta scorsa. L'ho saputo 2 giorni prima, poi è cambiato ancora. Allora, non è una cosa seria. Diciamo che ci sono delle norme che stabiliscono che il cittadino ha diritto di avere, se non lo riceve è più contento, ma se deve essere processato, il decreto di citazione dove devono dirgli il capo d'accusa, quando, le prove a suo carico, il tribunale e il giudice che lo processa. Qui bisogna andare lì a fortuna. Ecco, è un decreto di citazione nullo, sia per la legge italiana sia per dei principi di certezza del diritto ineludibili. Questo era nel decreto di ricusazione, fra gli esempi in questo processo di sistema illegale di procedere dello Stato italiano. E ho aggiunto, è un processo politico, come abbiamo detto, e poi ho anche aggiunto un'altra cosa che poi non ho sviluppato e la svilupperò alla prossima udienza, perché il processo è stato rinviato subito perché ne venisse incaricata la Corte di Appello. Il codice processuale italiano, e questo in tutti gli ordinamenti moderni di legalità, dai tempi del codice Napoleone in qua, quindi non è una novità di questi giorni, prevede che il processo penale deve essere pubblico, salvi alcuni casi particolari in cui non c'è un processo sulle responsabilità penali, udienze preliminari, quelle cose marginali. Perché? Per evitare quello che succedeva ai tempi del Re Sole, del Medioevo, eccetera, che il giudice facesse quello che voleva nel processo senza il controllo di nessuno. Ecco, allora io ho già accennato al giudice che i decreti dei presidenti dei tribunali che stabiliscono a cascata rispetto ai decreti del Presidente del Consiglio limiti e divieto alle persone, il pubblico, di essere presenti in un'udienza penale sono anticostituzionali perché violano il principio della pubblicità del processo penale. Il giudice ha detto: io devo applicare il decreto che mi hanno imposto, lo applicava anche volentieri probabilmente, ma che mi hanno imposto, che devo applicare, e vieto la presenza delle persone che non siano gli imputati. Ecco, però io la prossima volta lo sollevo questo, perché è un vizio anche questo italico veramente vergognoso, a partire dai decreti presidenziali del capo del governo che potrebbero essere messi solo in caso di guerra e invece in caso di un'epidemia che la tengono su anche se magari dovesse finire. Ecco, non è possibile che un decreto amministrativo che nell'elenco delle leggi è all'ultimo posto possa sovvertire una Costituzione o norme di rango costituzionale. È uno scandalo. È un processo politico, sì, esatto. Esatto, e infatti alla prossima udienza io chiederò che venga dato accesso al pubblico. Il giudice si opporrà, chiaramente non si può entrare dentro perché sennò, ecco, però quella nullità la faremo valere nei gradi successivi di giudizio e se ci saranno persone documenteremo alla luce che è un processo politico e questa cosa la faremo valere in tutte le sedi processuali interne al processo, ecco, e poi in sede politica dove riterrete voi, perché tutti i sistemi dittatoriali nascono così, con delle continue riduzioni dei diritti dei cittadini in nome di una qualsiasi emergenza. Poi un bel giorno ti accorgi che non puoi neanche uscire di casa. Ci siamo quasi, ecco. Oh porco cane, non posso neanche uscire di casa. Ecco, lo dicevo come battuta, però ignorati che non ci hanno fatto entrare e siamo stati tenuti presenti però perché ci hanno preso i nomi a tutti quanti. Quindi ci considerano o non ci considerano? Punto di domanda. Loro, l'ipocrisia di fondo
in cui tutti gli apparati dello Stato si buttano dentro, compresa anche la magistratura, non dico dei singoli magistrati, ma nelle istituzioni giudiziarie, è quella: c'è un'emergenza vera, parzialmente vera, presunta, bisogna fare i cosiddetti sacrifici, solo che i sacrifici loro li fanno riducendo i diritti della gente. Quando comprimi un diritto di una persona in modo illegittimo, non sei propenso poi a ritornarglielo. Purtroppo la storia ce lo insegna, quindi la situazione va presa molto seriamente. Cosa volevo dire? Il processo adesso è ad aprile, è un processo che hanno percepito che è un processo politico e che devono farlo con molta attenzione. La prossima volta, se ci saranno persone presenti, documenteremo al giudice che c'erano delle persone presenti, chiederemo che le faccia entrare. Non le farà entrare. Le persone c'erano e continueranno a esserci, e poi vedremo alla lunga chi la spunta, perché la legge non permette eccezioni, ma anche durante la guerra mondiale c'erano i processi, quelli non mancano mai in Italia, ma la gente ci poteva entrare. Com'è possibile che qua bloccano tutto? E non è che lo fanno tutti, e qui chiudo perché io voglio parlare solo del processo, in alcuni tribunali, non qua, ammettono che le persone siano presenti in un numero compatibile con l'aula, prendendo il nome delle persone, quello non se lo fanno mai mancare, loro dicono è per un domani, se uno ha un virus sappiamo chi ha contattato, però le fanno entrare con qualche limitazione. Allora da un certo punto, da un diritto alla sua negazione, c'è una via di mezzo che è una graduazione determinata magari da circostanze particolari. Questa manca, non dico qua, ma in genere dappertutto. Si passa dal sì al no, non da una soluzione intermedia, e questa è una cosa che merita attenzione. Chiaramente alla prossima udienza verranno svolte tutte le eccezioni che vanno svolte. L'emergenza la rinvieranno ancora perché è troppo comoda per molti in Italia lo stato di emergenza. Ecco. Poi sul processo che altro ci sarebbe da aggiungere? Direi durato rapidamente in queste battute, ecco. Quindi sì, perché purtroppo, e qua chiudo, la tendenza che si è verificata proprio adesso, non oggi, in questi mesi, è quella di arrivare al punto che in alcuni processi è già arrivato di fare i processi senza gli imputati e senza i difensori. So che può sembrare assurdo, ma ci sono già stati dei processi. In un processo, in alcune ipotesi minori, qualche mese fa, mi hanno chiesto se ero disposto a rinviarlo non in presenza. Parola elegante che vuol dire lo facciamo senza l'avvocato. Allora ho detto, non gli ho detto direttamente quello che pensavo, e cioè che ho più paura della magistratura che del virus, ma io ho detto che sono sempre stato abituato a vedere in faccia quelli che prendevano delle decisioni di tipo giudiziario e che non avrei mai... Come? Se non consentono il contraddittorio, lo so, si torna al Medioevo, quindi... Lo so, ma il fatto è che purtroppo c'è una acquiescenza generalizzata di chi potrebbe intervenire a bloccare queste cose che non interviene. Ecco, cioè la società civile, la politica è un po' molto frenata su queste tematiche di fondo.